Dopo gli esempi di Preganziol, Rozzo, Pieve di Cadore, continua la campagna del Partito Democratico Veneto che denuncia gli effetti devastanti dei tagli agli enti locali varati dal governo e accende i riflettori anche sui comuni di Mira e Dolo. Questi comuni sono costretti a tagliare i servizi essenziali per i cittadini per far quadrare il bilancio, con cifre che iniziano a essere anche abbastanza consistenti per questi comuni. Questa del governo è una scelta proprio sbagliata perché si tagliano risorse ai comuni che poi incidono sulla scuola, sui trasporti, sulla difesa del suolo, su tutto quello che dovrebbe servire anche all'assistenza e ai servizi sociali per chi ha di meno. In questo modo poi alla fine sono costretti i comuni o ad aumentare le tariffe e le tasse o a tagliare i servizi. A Mira, comune con 37.000 abitanti, il sindaco Dori evidenzia una situazione allarmante. Tra il 2023 e 2024, fa sapere, abbiamo dovuto coprire con risorse comunali 500.000 euro per gli adeguamenti salariali. Mentre i trasferimenti diminuiscono, i comuni sono caricati di nuove incombenze e costi insostenibili. Così non è possibile andare avanti, conclude. A Dolo, 15.000 abitanti, il vice sindaco Bellomo denuncia: lo schema di bilancio di previsione ci costringe, tolte le spese incomprimibili come sociale, personale e scuola, a lasciare le altre voci a zero: cultura, sport, sfalci d'erba e molto altro. Dopo quella degli enti locali, però, il Partito Democratico lancia un'altra campagna per porre l'attenzione questa volta sullo stato della sanità, sempre più in affanno. Incontreremo cittadini e operatori in una campagna che si svolgerà in tutto il Veneto davanti agli ospedali principali o agli ospedali più in difficoltà. È un modo per informare, per denunciare le cose che non funzionano, naturalmente anche per difendere quello che funziona. È un modo soprattutto per dire che la sanità deve avere un sostegno pubblico molto importante, cosa che nel corso di questi anni in Veneto sta venendo meno, sia per i tagli del governo nazionale, sia per un certo immobilismo da parte della Regione Veneto.